Siamo giunti quest'anno alla terza edizione 2025 di questo grande festival della musica che mette in rete tutte le 563 amministrazioni comunali del Veneto, con un cartellone quest'anno di circa 50 appuntamenti, tutti incentrati sui diversi generi di musica, quindi dalla musica classica alla musica leggera, alla presenza poi di artisti di livello internazionale nei diversi ambiti. Noi partiamo appunto quest'anno dal 31 maggio con il primo concerto che si terrà al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso con la Sinfonica di Amburgo, l'Arvesteuder Sinfoniker di Amburgo, con il suo direttore Philipp Hildebrand e auspichiamo di chiudere a Venezia il 19 dicembre con un altro importante concerto il cui programma è citato nella nona sinfonia di Dvorak e la sinfonia Smetana, la moldava di Smetana. La novità di quest'anno è che il festival si rivolge alla figura femminile, quindi alla figura della donna, che è un tema assai importante che io non devo stare qui a spiegare, ma sicuramente un tema un festival che vuole valorizzare la figura femminile per le conquiste raggiunte in questi anni nei diversi ambiti. Quindi sia in apertura di festival che in chiusura di festival avremo la possibilità di avere la presenza di personalità del mondo istituzionale e politico con un intervento proprio legato a questo tema. La parte estiva è quella più importante, non perché sia più importante rispetto al cartellone generale, ma perché è la più, diciamo, è più partecipata, nel senso che molte amministrazioni decidono di fare l'evento nel periodo estivo e quindi diciamo che è quella più praticata, quindi pensate che se nel mese di luglio abbiamo circa una ventina di appuntamenti, via via negli altri mesi questo trend si riduce, no? A 5, 6, 7, difficoltà anche per l'organizzazione che ovviamente deve stare sempre al passo in modo ciclico per mantenere sempre alto il livello tra un appuntamento e l'altro, anche con una distanza di 1 o 2 giorni, insomma.